Matteo Rizzante, già in questo mese di maggio alcuni dei vostri hotel del vostro gruppo hanno già aperto, un segno di positività che anche voi date a questo settore e soprattutto al territorio di Jesolo. Com'è la situazione in questo momento sul territorio, com'è la situazione alberghiera, com'è la situazione dei clienti, cosa vi richiedono? Allora, sì, noi abbiamo aperto 2 strutture delle 6 facenti parte del nostro gruppo. Abbiamo fatto una riapertura il 4 maggio, quasi simbolica, perché in realtà non abbiamo mai chiuso, perché a fronte dell'apertura dei cantieri molti operatori si sono spostati su Jesolo per lavorare e quindi hanno trovato un tetto sotto il quale dormire. Un'altra nostra struttura era già aperta e ospitava medici e infermieri, ma il Villa Sorriso ha aperto nuovamente il 4 e appunto è a disposizione di chi vuole raggiungere e deve raggiungere Jesolo. Ecco, voi attuate anche degli accorgimenti ovviamente per rispettare le disposizioni sanitarie. Quali sono, Matteo? Sì, per quello che riguarda noi abbiamo cercato, in assenza di protocolli, e questo è il dramma più grande, nessuno ha un'idea oggi di come doversi comportare, si atteggia con quelle che sono le regole dettate dagli attuali decreti, cioè l'uso della mascherina qualora ci sia poca distanza tra le persone, quindi abbiamo il distanziamento fisico, abbiamo l'uso di gel o guanti. Negli hotel il pulito insomma era la norma, e quindi non si fa altro che essere un po' più ligi e ripetere certe operazioni più spesso, ma voglio dire, sono operazioni che già prima noi compivamo, perché garantivamo comunque igiene agli ospiti che sceglievano i nostri alberghi, e quindi i protocolli prevedono, che ne so, che all'interno dei bagni ci sia un passaggio molto più frequente e segnata l'ora in cui l'operatore ha compiuto l'azione. La stessa cosa all'interno degli ascensori, per essere certi che abbiano fatto il passaggio sui tasti dell'ascensore stesso, sui pomelli dei vari ingressi dell'albergo. Ecco, noi abbiamo la fortuna qui di avere un ingresso e un'uscita, ma non tutti ce l'hanno, e quindi stiamo aspettando appunto i protocolli che detteranno le regole di ingaggio per la stagione. Un po' tutti si stanno attrezzando, ci stiamo telefonando a vicenda, le associazioni stanno lavorando quotidianamente su questo, in realtà non possono dare versioni ufficiali in quanto non ci sono, e quindi c'è un confronto costante tra noi colleghi per cercare di avere un nostro protocollo. Un protocollo Federalberghi c'è già, è già stato portato all'attenzione del governo, ci attendiamo un bel bollino che confermi quanto di buono da noi suggerito, e quindi saremo contenti di poter voglio dire, seguire queste linee guida. In questo momento i clienti abituali, quelli fidelizzati, cosa vi chiedono? Certezze per l'apertura, preoccupazioni? In questo momento a noi dal punto di vista igienico onestamente non ci stanno chiedendo nulla. Sono delle attenzioni che noi vogliamo dare. La preoccupazione più grande è l'apertura della spiaggia, non c'è una data, non sanno, ci chiedono se possono, e queste sono le telefonate che riceviamo oggi. In realtà è ancora tutto fermo, le prenotazioni non stanno arrivando come ci si aspettava. Normalmente è meglio lasciare stare, voglio dire, ma qualcosa in più oggi io, avendo aperto la struttura, me lo aspetterei, ma c'è proprio questa mancanza di certezze che ferma secondo me tutti. E quindi da parte del governo ci si aspetta questo, che ti dicano come ci si debba comportare. E nel frattempo si cerca di trovare le opportunità in questa situazione di crisi. Voi, per esempio, come gruppo Rizzante, avete lanciato degli holiday bond, ma anche delle cancellazioni flessibili, delle opportunità in più che date, ce ne vuoi parlare? Sì, dal momento in cui è scoppiata la pandemia c'è stato uno tsunami di richieste di rimborsi che ha colpito ulteriormente le nostre aziende, perché ciclicamente a marzo era un periodo delicato che non vedevi l'ora di riaprire per poter dare nuova linfa alle risorse. Sono venute a mancare quelle, e gli ospiti chiedevano i rimborsi delle caparre ed erano importanti per tutti. Allora abbiamo pensato di creare dei bond, i nostri bond si chiamano Rizzante Holiday Bond, abbiamo cercato di convertire quella che poteva essere l'idea di uno sconto invece con un'idea di investimento, cioè di investire su un'azienda sulla quale credevano,
guadagnando fino al 30% di quanto investito. Cioè un ospite compra un bond da 1.000 euro, si ritrova in portafoglio 1.300 gettoni, sono uguali agli euro, da spendere nelle proprie vacanze su tutte le nostre strutture, quindi su tutti i nostri alberghi, su tutti i nostri ristoranti e su tutte le nostre spa. Quindi un pacchetto, voglio dire, per una vacanza quasi completo, ed un guadagno del 30% è un guadagno importante. Da lì, Soprattutto in questo momento difficile. soprattutto in questo momento difficile, perché andremo a vedere quanti potranno fare vacanza e come potranno fare vacanza, bonus vacanze. Oggi non entriamo, Se ne sente di tutti i colori. se ne sente di tutti i colori, voglio dire, ma oggi c'è la nebbia più totale su queste cose, no? E dai Rizzante Holiday Bond abbiamo provato a coinvolgere anche a livello nazionale un po' tutti i nostri colleghi, creando il portale italyholidaybond.com che raccoglie le strutture di tutta Italia. Una luce in fondo a questo tunnel voi la vedete? Io sì, cerco di condividerla e di contagiare anche qualche pessimista. Non ti nascondo che i momenti di pessimismo ci travolgono spesso e veramente e non sai come uscirne se non con il lavoro. E il lavoro che stiamo facendo oggi, che è a ritmi ridottissimi, ci permette di sentirci vivi, ci permette di dare un motivo alle nostre giornate e lavorando costantemente per il futuro, come hai appena detto. Qualche messaggio di speranza e di sostegno vi arriva anche dai vostri clienti abituali? Questo è linfa pura, cioè è qualcosa di... è emozionante, adesso che me l'hai detto mi stanno venendo i brividi, perché quando tu ricevi un messaggio da un tuo cliente che ti dice che non vede l'ora di venirti a trovare, che non vede l'ora di venire a passare qualche giornata di relax da te, è la riprova e soddisfazione di aver fatto del bene lavorando, però di averlo fatto veramente col cuore.